Ebbene sì, questa volta siamo andati contro la nostra napoletanità, facendo questo dolce con la base ovviamente di un babà napoletano, ma è una versione esplosivissima quanto mai come il capodanno che verrà, questo gusto rocher ricco di cioccolato e nocciole, perché l'ultimo dell'anno deve essere un giorno carico, esplosivo di gusto. Vabbè, non ce n'è bisogno neanche di dirlo che a tavola l'ultimo dell'anno si ha un'esplosione di gusti, perché succede sempre l'impossibile sulle tavole dell'ultimo dell'anno. Mi raccomando, andate a guardare tutte le mie ricette tipiche napoletane natalizie, che adesso comparirà il link in alto, dove voi potete cliccare e verrete indirizzati direttamente sulla mia playlist dei dolci tipici napoletani. Mi raccomando, anche durante il video sicuramente comparirà la scritta con la schermata, ci sono delle ricette e delle playlist da me create che verrete indirizzate direttamente, oppure vi dirà qualche notizia di un messaggio inerente al video che state vedendo. Ecco la nostra bellissima fetta, vedete i 3 strati di babà più i 2 strati di crema con ganache alla nocciola. Io vado a fare il mio classico assaggio. Che assaggio prima, il babà o la ganache? Babà o ganache? Ganache più babà, tutte e due insieme. Voi guardatevi il video, mangio. Guardatevi il video, guardatevi il video. Salve a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Come avete visto, oggi è la volta di un dolce abbastanza particolare, inusuale come vogliamo dire, da vedere, perché è un babà impastato normalmente con cacao e poi è bagnato in modo particolare con questo punch al cacao, e poi viene rivestito e prima imbottito con una ganache alla nocciola e cioccolato al latte, che è avvolta in un poco di panna per alleggerire il composto, e poi alla fine viene glassato. Ovviamente questa versione di questo babà può essere rimasta anche soltanto senza glassa esterna e sia senza imbottitura. Si può bagnare direttamente il babà al cacao e rimanerlo così come sta, semplice, magari poi rivestendolo con gelatina esterna per non far seccare, diciamo, il babà, come il classico babà, oppure potete fare diciamo la versione che ho fatto io in questo video, che è un po' più lavorata, però veramente è molto saporita. Potete usare qualsiasi stampo. Io in questo caso, in questo video, ho usato uno stampo chiamato Barozzo, che è tipico a cupola, per dare ovviamente la forma del rocher, il dolce rocher, mentre voi potete usare qualsiasi stampo, sia margherita sia stampo qualsiasi, e potete eseguire la stessissima ricetta. Basta che sia uno stampo che sia per la misura indicata per la dose che facciamo in questo video. Come ben sappiamo, il babà deve avere il contenuto il triplo dell'impasto che abbiamo messo nello stampo. Va bene, andiamo a vedere questa magnifica lavorazione. Allora, la ricetta per babà rocher è una dose per uno stampo a cupola o altri stampi a margherita da 20 cm. Per i babà abbiamo 200 g di farina Manitoba 340-380 di W, 4 g di sale, 20 g di zucchero, 60 g di burro, 5 uova intere, 10 g di lievito di birra fresco e 20 g di cacao in polvere amaro. Per il poncio abbiamo 800 ml di acqua, 400 g di zucchero, 30 g di cacao in polvere amaro e rum da 30 gradi in poi 100 g, cioè almeno da 30 grammi, se no altrimenti dobbiamo aumentare la dose. Per la ganache abbiamo 200 ml di panna fresca,
200 g di cioccolato al latte e 50 g di pasta di nocciole, 100 ml di panna montata. Per la glassa abbiamo 400 g di crema spalmabile alle nocciole, la classica Nutella, 100 g di graella di nocciole e 50 ml di panna montata, per poi decorare dopo esternamente il babà a piacere, oppure potete usare anche benissimamente altre decorazioni, eccetera eccetera. Per prima cosa andiamo a mettere direttamente la farina Manitoba in planetaria. Io in questo caso ho usato il gancio, voi potete usare qualsiasi frusta. Mettiamo il lievito di birro nella farina e iniziamo a far girare la planetaria. Facciamo girare un po' il lievito nella farina e a questo punto andiamo ad aggiungere zucchero e continuiamo a girare in planetaria, e a questo punto inseriamo anche il burro, ecco. A questo punto inseriamo 2 uova inizialmente, ecco, deve scendere ancora l'albume, ok. Iniziamo inizialmente con 2 uova e facciamo amalgamare l'impasto. Ovviamente inizialmente si deve raggruppare per bene, casomai date anche un aiuto magari con una spatola ogni tanto, però vedo che in questo caso sta iniziando ad amalgamarsi l'impasto, vedete man mano. Ecco, in questo caso ce n'è bisogno. Andiamo ad inserire almeno un altro uovo, ecco, delle 5. Ecco qua. E adesso già l'impasto sicuramente, il restante dell'albume, l'impasto sicuramente andrà ad incorporare tutti gli ingredienti, inserendo anche quest'altro uovo, vedete? Questo è il classico impasto babà che avete visto sicuramente anche nei miei altri video dei babà. Andiamo sempre a incorporare le uova a mano. Ecco, a questo punto vediamo che l'impasto sta iniziando ad impastare molto più omogeneo di prima. Vedete? A questo punto mettiamo il sale e facciamo continuare ad impastare il sale nell'impasto. Come vedete, giustamente l'impasto si è seduto, perché dopo inserite le uova e gli altri ingredienti è normale che si siede l'impasto. Io continuo con il gancio, voi potete mettere anche la foglia se volete, o impastare del tutto il babà con la foglia, come avete visto sicuramente negli altri miei video. Io rimango il gancio perché l'impasto è poco e ce la fa. Come vedrete, dopo svariati minuti bisogna solamente aspettare, l'impasto inizia ad incordare e a salire anche sul gancio. Ecco, dopo vari minuti di attesa andiamo a mettere un altro uovo, vari minuti perché questa operazione può durare anche mezz'ora, perché l'impasto di babà, se non incorda bene come il panettone, non viene bene, ovviamente. E aspettiamo che si amalgami quest'altro uovo. Ecco, vedete, ha incorporato anche quest'altro uovo. Bisogna aspettare solo che il sale
sul gancio l'impasto, mi raccomando deve sempre salire l'impasto sul gancio, altrimenti dopo non avete molte difficoltà ad incordarlo. Ecco, come vi dicevo, dopo svariati minuti di attesa bisogna essere pazienti. Vedete come è salito l'impasto, non del tutto, però comunque è salito di parecchio. Andiamo a inserire il cacao. Questa operazione può essere fatta anche all'inizio, io l'ho fatto a questo punto perché ho deciso poi di farlo a cacao, ma si può fare direttamente l'operazione di inserire il cacao all'inizio dell'impasto, anziché metterlo adesso come ho fatto io. Però si può fare anche come ho fatto io, che lo mettete a questo punto. Ecco, vedete come si sta amalgamando anche il cacao all'impasto, e andiamo a proseguire con il restante uovo, ultimo, per completare l'operazione dell'impasto. Ogni tanto ovviamente diamo una mano all'impastatrice, togliamo tutti i residui di cacao e di impasto laterali e torniamo ad impastare, ossia l'ultima operazione, e aspettare pazientemente che l'impasto si staccherà completamente dalle pareti. Ecco, come vediamo, l'impasto tende a staccarsi completamente dalle pareti. Pochi minuti e il nostro impasto sarà pronto. Aspettiamo che si amalgami per bene. Ecco, vedete come è incordato alla perfezione. Il nostro impasto è pronto. Vedete la sua elasticità. Vado sempre a togliere il superfluo lateralmente. Do giusto un'altra battuta all'impasto, giusto per amalgamare quegli ingredienti che erano solo lateralmente, e vado a spegnere perché l'impasto è pronto. Notiamo la sua compattezza e guardate l'elasticità. Vedete come deve essere sempre così l'impasto del babà, dipendentemente se ha cacao o meno. Vedete? Ecco qua. Il nostro impasto è pronto e lo facciamo stare almeno un'ora, un'ora e mezza, chiuso con coperchio, come faccio io. Vedete? In questo modo. Dopo 2 ore, un'ora, un'ora e mezza, massimo 2 ore, lo andiamo a prendere. Vedete che è lievitato, siccome l'impasto è pochissimo, ovviamente 200 grammi è poco per questa planetaria. Andiamo a prendere il nostro stampo e lo andiamo ad imburrare, vedete, in questo modo. Imburrato lo stampo, andiamo a prendere il nostro impasto del babà, che è elasticissimo, vedete, deve essere sempre così, ad dare una pirlata con le mani. Mi raccomando, andate a vedere sempre il mio video del babà, che ci sta anche la mia bellissima Denise, o il secondo video del babà, eccolo. Andiamo a mettere l'impasto nello stampo, la prima parte, poi la seconda parte l'ho messa, che l'ho spezzato in 2 parti, ecco, e andiamo a mettere in un forno preriscaldato a 40 gradi, poi spento, per far lievitare il nostro babà. Ecco, dopo circa 2 ore di lievitazione più o meno, mi sono aiutato con un anello sotto a questo stampo perché tende a oscillare, quindi. E adesso andiamo a infornare a 190 gradi per 15 massimo 20 minuti. Il nostro babà è pronto, eccolo, è normale che è scuro perché è al cacao.
e dopo circa 2 ore e mezza, 3 ore di raffreddamento lo vado a capovolgere e voilà, il nostro impasto è fuoriuscito alla perfezione dallo stampo, vedete com'è spugnoso, e vado a mettere direttamente il punch sul fuoco, metto zucchero e cacao sul fuoco senza accendere per adesso, e poi vado a inserire, vado prima ad amalgamare i due ingredienti, che è importante, che lo zucchero dà quella raffinatezza poi al cacao quando giriamo, lo fa raffinare, e vado a inserire tutto il litro d'acqua, 800 grammi, scusate, di acqua, e vado a girare, vado ad accendere ovviamente la fiamma e non c'è bisogno di girare continuamente perché il punch è una base abbastanza acquosa. Vado ad aspettare che arriva a ebollizione, vedete, arriva a ebollizione, e a questo punto un altro poco di ebollizione. A questo punto, vedete, vado a spegnere il punch e vado a versare tutto sul tavolo, metto la griglia con un contenitore sotto, un recipiente per prendere il punch bollente, e vado a bagnare la nostra cupola, vedete, una torta molto cioccolatosa. Ovviamente la rum la mettiamo, non ho perso diciamo il momento che ho messo il rum lo mettiamo nel punch quando è arrivato a ebollizione, che spegniamo, mettiamo il rum e poi facciamo questa operazione. Ovviamente il nostro punch è tutto bilanciato per questo babà, quindi ci dobbiamo fermare quando il nostro babà ha assorbito tutto il punch, perché è calcolato che deve assorbire tutto questo punch, quindi ci fermiamo sempre mettendolo sul fuoco se va molto a raffreddarsi, se no non ha senso bagnare un babà a freddo, e continuiamo a fare sempre questa operazione. Vedete, quando poi ovviamente vado a recuperare tutto il punch che sta sottostante al babà, mi vado ad aiutare con un recipiente che ovviamente, ecco, vedete, poso questo recipiente e verso tutto il punch, magari che poi dovrò rimettere di nuovo sul fuoco per renderlo più bollente. Ecco qua, e faccio questa operazione in questo modo. Mi assicuro che il babà si stia bagnando bene, e nel frattempo che aspettiamo che il babà comunque assorbe tutto il suo punch, andiamo a mettere sul fuoco la panna. Arrivata la panna ad ebollizione, aspettiamo che arrivi a ebollizione la panna, ecco, vediamo, andiamo a inserire tutto il cioccolato al latte, ovviamente a fiamma spenta, con l'aiuto della spatola giriamo continuamente, e poi passiamo con la frusta a questo punto e aspettiamo che si scioglie tutto il cioccolato. Ecco, a ganache ancora tiepida, andiamo a inserire la pasta di nocciole, ecco, e andiamo a girare con l'aiuto sempre della frusta per amalgamare la pasta di nocciole nella nostra ganache energicamente, vedete. Una volta completata la crema ganache, la andiamo a mettere in un recipiente
in questo caso l'ho usato uno di vetro, e facciamo raffreddare la nostra crema ganache, magari in frigorifero o in freezer. Andiamo a prendere il nostro babà che oramai è bagnato, lo vado a mettere su di un piatto, lo alzo dalla griglia con un piatto più piccolo, poi lo passo sul piatto che andrò a lavorare il resto, diciamo, della lavorazione, a fare il resto della lavorazione. Vado a fare due tagli, uno superiore, in questo modo, vado a togliere il primo pezzo. Se vedete che il babà risulta, diciamo, un po' meno bagnato internamente, potete benissimamente usare il restante punch e bagnate man mano gli strati, diciamo, che vedete che sono un po' più asciutti, e andiamo a incorporare i 100 ml di panna con tutta la crema ganache raffreddata. Vedete com'è solida, raffreddata o in freezer per fare più rapidamente o in frigorifero. Vado a girare energicamente la nostra ganache. Una volta amalgamata la nostra ganache, vedete come risulterà bella liscia. Vado a usare il sac à poche per riempire il babà. Ecco, vado a fare un taglio piuttosto grande in modo tale da fare presto, cioè prima, quando vado a premere il sac à poche, vedete, in questo modo. Vado a spargere uniforme la crema e vado a prendere il pezzo che va sopra questo, ecco, e vado a mettere in modo omogeneo il pezzo uno sopra l'altro. Faccio la stessa operazione per il pezzo di sopra, ecco, però visto che questo è l'ultimo pezzo dove va la cupoletta, vado a dare una piccola spatolata e vado a mettere il pezzo finale superiore e vado a spatolare un po' la crema che risulta fuoriuscita dal babà. Vado a usare dei pezzettini di fogli di carta da forno per far colare la glassa, in questo modo, come abbiamo fatto anche per la cassata napoletana. Tagliato dei pezzi di carta da forno e li ho messi sulla base, tra la base e il babà. Ecco, adesso vado a mettere la crema spalmabile alle nocciole, ossia la Nutella, con la metà della granella di nocciole, che sarebbero 50 grammi, gli altri 40-50 grammi li lascio per la decorazione esterna, diciamo, della glassa. Diciamo che si deve sciogliere, diciamo, la Nutella a bagnomaria o in microonde per farla diventare liquida, se è dura, perché giustamente se è in inverno, e poi andiamo a inserire la granella di nocciole. Vedete, la glassa è ben liquida. Diamo sempre una botta di calore prima di usarla, in modo tale da essere sicuri che è morbida, e andiamo a colare la nostra glassa, aiutandoci ovviamente con una spatola, sul babà. In questo modo facciamo scendere tutta la glassa, ecco,
ovviamente giriamo ogni tanto il babà e cospargiamo la glassa per tutto il babà. Ecco, in questo modo, sempre con la spatola, vediamo che man mano la glassa si solidifica, che giustamente si va ad indurire, e noi pian piano con la spatola andiamo a creare, diciamo, proprio la cupola. Come vi ricordo, questa è una glassa con la granella di nocciole già interna, ma noi esternamente, a me piace che si vede anche esternamente, diciamo, la granella. Voi potete anche metterla solamente all'interno, mi piace anche che si vede esterno, in questo modo, vedete? Poi vado ad estrarre i fogli di carta che contenevano la glassa, ecco, in questo modo. Vi do con l'aiuto con la spatola, in modo tale da non rompere la torta, e voilà. Ecco, in questo modo vado a pulire tutto il piatto, che ovviamente è la lavorazione al cioccolato. Ecco, adesso mi è sfuggita la prima parte dei spuntoni, faccio vedere come ho fatto il taglio del sac à poche con la panna di traverso. Diciamo che l'ho fatto obliquo il taglio, in modo tale da avere gli spuntoni a goccia, diciamo così, tra virgolette, vedete, e voilà. La restante panna che ci è rimasta, diciamo che abbiamo fatto la crema ganache. Adesso io mi trovavo un po' di cioccolato bianco e ho fatto dei riccioli di cioccolato bianco superiori, ma voi potete fare qualsiasi cosa, potete fare anche con la panna sempre altre decorazioni sulla superficie. Io ho voluto fare questa decorazione con il cioccolato. Ecco, una volta che si è rappreso il cioccolato, vado a spatolare il cioccolato indurito formando dei riccioli, vedete? E li vado ad appoggiare sulla superficie e voilà, vedete? E adesso, con l'aiuto di un pennello e colorante dorato, glitterato, vado a fare la doratura esterna, vedete, di tutti i pezzi, diciamo, che abbiamo creato, sia sulla superficie che i spuntoni di panna, a dare quel tocco di dorato. Ecco, adesso vado a fare il classico taglio e vediamo la nostra fetta. Mi aiuto sempre con una spatola, che la fetta è abbastanza grande. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram e Facebook. Ragazzi, alla prossima ricetta, un bacio a tutti e buon anno a tutti!